Era il 29 marzo 1516 quando la Repubblica della Serenissima decretò il trasferimento nella laguna di Venezia di circa 700 ebrei di origine tedesca e italiana, in un'area isolata della città già sede di una fonderia. Nacque così il primo ghetto della storia europea, il ghetto ebraico di Venezia. Tra il 1938 ed il 1939 l'Italia fu protagonista di una serie di leggi basate su un principio di discriminazione razziale, espressione usata per indicare le leggi razziali fasciste. Nel settembre del 1943, in seguito all'armistizio con gli anglo-americani, nacque la Repubblica di Salò e da quel momento anche in Italia iniziò la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento, con l'attiva partecipazione della polizia italiana. Tra il 1943 ed il 1944 furono catturati e deportati quasi 250 ebrei veneziani. Nel ghetto sono presenti 2 lapidi commemorative che ci fanno comprendere quanto questo conflitto abbia inciso nella memoria di questa città. La prima lapide testimonia come nella prima guerra mondiale numerosi ebrei della nostra comunità combatterono per l'Italia al fianco degli italiani, mentre la seconda ricorda le vittime della Shoah. Gli stessi ebrei che una trentina di anni prima avevano servito la patria con la loro vita, ora venivano perseguitati e uccisi. Abbiamo avuto la fortuna di intervistare una sopravvissuta all'Olocausto, la signora Lia Finzi Federici. Lia Finzi nasce a Venezia nel 1928. Il padre era di religione israelitica e dal 1938 subisce le persecuzioni razziali. Per questo motivo nel 1943 fugge in Svizzera e ritorna a Venezia nell'agosto del 1945. Sentiamo dalle sue parole alcune delle conseguenze delle leggi razziali. In classe, quella mattina del 1 ottobre, non c'era più la maestra Fleischner e non c'erano più nemmeno le altre 2 mie compagne ebree. E io rimasi un momento interdetta perché sedevo sempre in secondo banco con una delle 2 mie compagne ebree, così ci aveva messo la maestra Fleischner. Non c'era più nemmeno lei e c'era una bellissima maestra giovane, mi disse: Finzi, prendi i tuoi quaderni di buona nell'armadio e vai a casa. Il nostro percorso della memoria include un itinerario che segue le pietre d'inciampo, il più grande monumento diffuso in tutta Europa. Nel 1942 l'artista Gunther Demnig venne chiamato a Colonia per realizzare una lapide in ricordo degli zwingari che erano stati deportati dalla città. Si decise quindi di creare queste pietre che uniscono la cultura cristiana a quella ebraica. Vengono collocate a scopo memoriale davanti alla porta della casa, nella quale aveva abitato chi venne deportato nei campi di sterminio nazista. Le pietre d'inciampo ricordano il nome del deportato stesso, l'anno di nascita, il luogo della deportazione e la data di deportazione e di morte. La prima famiglia che venne deportata da Venezia fu la famiglia Levi. Il padre, la madre e i 6 fratelli vennero arrestati e assassinati nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 1943 da agenti della polizia italiana. Vennero reclusi nel carcere di Santa Maria Maggiore, inviati prima al campo di transito di Fossoli e successivamente ad Auschwitz. Nessuno dell'intera famiglia fece ritorno. Le pietre d'inciampo della famiglia sono posizionate di fronte alla loro abitazione, dove furono catturati nel corso della prima grande retata contro gli ebrei veneziani. Siamo ora nel centro del ghetto. Qui si trova la casa di riposo israelitica e la lapide di Giuseppe Iona. Iona, presidente della comunità ebraica veneziana, si suicidò nel 1943 per non consegnare il registro contenente l'elenco degli ebrei veneziani ai nazisti. Il 17 agosto 1944 i 21 ospiti della casa di riposo israelitica, tra cui il rabbino Adolfo Ottolenghi, furono arrestati e deportati. Quella sera presi il caffè con il commissario mentre venivo interrogata. Mi chiesero di chi era la casa e chi abitava al primo e secondo piano. Quando arrivò il momento del trasferimento al commissariato, noi ormai convinti di partire, il commissario ci consegnò ai questurini borghesi, che portarono le valigie fino a San Marco, dove c'erano 8 uomini molto più vecchi di me e 5 donne ultra vecchie. Piano piano durante la mattina arrivavano gli ordini. Gli uomini al carcere di San Giorgio Maggiore, le donne al carcere femminile della Giudecca e i bambini agli istituti di correzione. Restammo in carcere per 8 giorni e poi fummo spostati alla casa di riposo israelitica.
Per non dimenticare e nella speranza che tali terribili eventi non avvengano mai più, ci teniamo a terminare il nostro video con la testimonianza di Lia Finzi sul ritorno in Italia. Non c'era più mia madre, non c'erano più alcuni compagni di scuola, della scuola ebraica, non c'erano più qualche amico. Ecco, allora la Shoah in Italia va studiata, insistendo certo sui luoghi europei peggiori, quelli della soluzione finale, ma anche conoscendo il luogo dove realizzare con dignità la propria vita, se la patria, il proprio lavoro, i propri affetti, nessuno deve essere escluso. Questo vale soprattutto per i minori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che vivono e crescono assieme a noi, che hanno gli stessi diritti e doveri sanciti dalla nostra Costituzione. Cosa volete? Questo insegna la giornata della memoria.